Assessore Ciambetti, oggi all'Assemblea sono stati toccati due importantissimi temi, il patto di stabilità regionale e l'associazionismo tra comuni già portato avanti sia dalla Regione che dall'Anci Veneto. Sì, come sempre il Veneto all'avanguardia, siamo la prima regione che ha proposto questo disegno di legge appunto per far sì che i comuni sotto i 5.000 abitanti vadano a gestire assieme i servizi, quindi forme associate di servizio, questo risparmiando risorse e rendendo più efficienti i servizi, perché appunto mettendo assieme persone, professionalità e appunto anche iniziative, i comuni piccoli riescono a dare migliori servizi a un minor costo. Per quanto riguarda il patto di stabilità regionale ci sono delle opzioni dateci dagli ultimi milleproroghe che ci permettono di generare patto e quindi di distribuire ai comuni qualche decina di milioni appunto di possibilità di spesa che fino a prima non avevano, quindi qualche boccata d'ossigeno riusciamo a darla anche al Comune di Veneto. Perfetto.